Intanto benvenuti in questa bella occasione per il Museo Correr. È un'occasione in cui il Museo Correr riguarda se stesso, riguarda anche un po' la propria identità, non con spirito, come dire, nostalgico, ma proiettati in avanti. Poi adesso vi dirò subito perché. Quindi questa memoria di Carlo Scarpa per noi è importante. Il nome di Carlo Scarpa e le sue qualità, soprattutto di grande architetto tout court, ma in particolare di museografo, quasi per un qualcosa di non detto, ma che gira nell'aria, sta avendo molta attenzione in questi ultimi tempi, tant'è che sono annunciate, come voi sapete, delle iniziative anche qui a Venezia, presso la Fondazione Masieri, a Palermo, per esempio, presso Palazzo Batellis. So che importanti restauri stanno per essere compiuti presso i giardini della Biennale, quindi dedicati a ritrovare sue opere, e quindi diciamo ci siamo uniti, ma a ben a ragion veduta, come poi dirà sicuramente Stella, direttrice, in quest'alea, diciamo, che rivalorizza e riguarda a Carlo Scarpa. Carlo Scarpa qui al Correr ha lasciato un'impronta che è molto forte. Due interventi, come voi sapete. Nel 52-53 è stato chiamato a riaprire il museo dopo la guerra, quindi riallestendo il percorso cosiddetto della civiltà veneziana al piano primo. È stato un intervento per lui, come dire, così un po' inatteso, perché è stato, come dire, incaricato a pochi mesi dalla ormai stabilita inaugurazione, è subentrato proprio in corsa a un progettista che aveva rinunciato all'incarico, Angelo Scatolin, peraltro illustre architetto veneziano, che è nominato assessore all'urbanistica, ha rinunciato all'incarico, e il povero Scarpa in realtà era già impegnatissimo, soprattutto a Palermo. Stava allestendo la celeberrima storica mostra dedicata a Antonello da Messina, e subito dopo l'incarico per Palazzo Batellis, quindi era veramente impegnato e aveva cominciato appunto ad affrontare in maniera così un po' disorganica l'impegno. Qui, come dire, a piano terra la parte architettonica era già stabilita, quindi lui interviene soprattutto con arredi museali, museografici, quindi vetrine, quindi teche, supporti per opere, e lo fa in maniera, appunto, purtroppo tra mille altri impegni, tant'è che abbiamo ritrovato le lettere disperate del direttore di allora: professore, mandi i disegni agli artigiani, mancano poche settimane all'inaugurazione, sono là fermi, non sanno cosa fare. Scarpa in quell'occasione, nonostante questa situazione, dà già alcuni straordinari esempi della sua, eccolo qua, della sua... Scarpa, vero? Mi stava chiamando Scarpa. Sì, per suggerirmi magari cose che devo dire. No, per esempio questa vetrina che avete qui di fronte